Un lavoro preciso, tecnologico, dove non manca un'attenzione di tipo artigianale. Il fondo va adattato alla perfezione, la neve compattata, lisciata, per non scontentare in alcun modo gli appassionati. Chi si appassiona allo sci da fondo o sci nordico ha buoni motivi per attendere la stagione invernale con piacere. Oggi è una pratica sportiva in crescita, sovrapponibile o alternativa allo sci alpino, e che per quanto richieda ovviamente delle conoscenze tecniche di base, meglio si adatta ad una platea più ampia e variegata anche in termini di età. Presenta inoltre non pochi vantaggi per la salute in senso generale. Mi occupo della tracciatura della pista al Monte Pana, che si trova sopra Santa Cristina, comune di Santa Cristina, e dove troviamo queste piste bellissime. Il Monte Pana è proprio un posto spettacolare sia per lo sci alpino ma anche, come vediamo, per lo sci nordico, perché abbiamo delle piste veramente belle larghe, e lo sci di fondo comunque è un'attività che viene sempre più apprezzata, perché può essere una cosa in più, anzi è una cosa in più allo sci alpino. Il cliente che arriva qui a sciare, un giorno dedicarsi al sci nordico è una cosa perfetta, soprattutto magari se il tempo non aiuta tanto, magari c'è il tempo non perfetto, bello per sciare, allora uno arriva qui, si prende gli sci, si fa un bel giro nel bosco, ha il panorama stupendo, è un'attività che è fisica, che però ti dà soddisfazione. Abbiamo una clientela molto variegata, c'è la clientela italiana chiaramente, tedesca, internazionale, dell'est, anche del nord, e anche americani, canadesi, c'è proprio un pubblico molto internazionale che quando sale su queste piste e arriva sul spiazzo del Paluche e vede il panorama lì, torna con un sorriso veramente smagliante, perché poi rimangono molto soddisfatti della zona, delle piste, che noi chiaramente prepariamo in modo perfetto, e sarà questo il nostro obiettivo negli anni, di ottimizzare il lavoro per dare soddisfazione al cliente che viene a visitarci. È un lavoro che svolgo da 3 anni oramai, è impegnativo però molto soddisfacente, perché consiste nel preparare alla perfezione la pista di fondo per il cliente, che poi la mattina quando viene si ritrova con una pista preparata benissimo, perché poi per il sci di fondo è molto importante avere la pista fatta bene, i binari fatti nel modo più perfetto, ed è una cosa non facile, perché comunque la neve cambia sempre, la temperatura cambia. È un impegno di molte ore al giorno, però alla fine del lavoro sei lì molto soddisfatto. Poi quando senti il cliente che ti fa anche i complimenti, dicono la pista è stata perfetta, allora la soddisfazione è doppia, diciamo. L'evoluzione di questa attività sulla neve è alquanto suggestiva e ci riporta indietro nei secoli. Ci racconta di sopravvivenza in ambienti estremi, di conflitti, di guerre, ma anche di una passione capace di avvicinare i popoli e di svilupparsi fino all'eccellenza dei giorni nostri, come quella rappresentata dal carosello del Dolomiti Nordic Ski, un'impresa visionaria che ha saputo creare non solo una formidabile attrattiva turistica, ma incarnare appunto uno spirito di cooperazione tra province e regioni e anche stati, tuttavia nel comune magnifico scenario dolomitico. Un'offerta unica tra l'Alto Adige, il Tirolo orientale e il Veneto, come a Cortina d'Ampezzo, sede delle Olimpiadi invernali del 1956 ed una delle sedi di quelle del 2026. Parliamo di sci di fondo, sci nordico. Quando è nato? Dobbiamo andare indietro di 4.500 anni, addirittura reperti su geroglifici e reperti anche fossili parlano che 2.500 anni avanti Cristo già si parlava di un rudimentale attrezzo che si può chiamare il primo sci. Addirittura
ovviamente si può pensare rudimenti che parrebbe una barca, hanno detto qui si può anche andare sull'acqua, perché non sulla neve, e ovviamente neve si parla di nord, ecco perché si chiama lo sci nordico, diversamente dallo sci alpino effettuato nelle Alpi. Ebbene, nella zona scandinava, Norvegia, Svezia, Finlandia, addirittura una prima fabbrica, si parla nel 1200 in Lapponia di una organizzazione per costruire lo sci. Lo sci allora ovviamente era uno sci molto allungato, rudimentale, con alcuni lacci fatti con delle pelli utilizzate, pelli animali, e si andava un po' come a monopattino. Da nord, fra l'altro, attraverso quello che è la zona nordica della Siberia, i vichinghi, si parla, andarono su quello che è lo stretto di Bering, oggi 90 km di distanza fra il confine russo e quello statunitense. Una volta i ghiacci erano molto vicini, e quindi immaginiamo che abbiano percorso e poi passato in Alaska, ed ecco che lo sci va a tramandarsi su tutta la zona subpolare e nordica. E da lì ecco che arrivano i primi rudimenti. Passiamo poi anche negli anni 800, dove Sondre Nordheim, un norvegese, inventò addirittura quella tecnica un po' inginocchiata, poi ben rinomata e divenuta famosa perché nata nella città di Telemark, lasciata inginocchiata. Allora non c'erano con i bastoncini, si andava proprio con dei rudimentali bacchetti di neve, delle stecche, fra virgolette, dei pali che servivano un po' per spostarsi. Dovremmo arrivare a fine 800 per i primi rudimentali bastoncini da neve in icori, in bambù, e con una sorta, fra virgolette, di rondella per non affondare. I primi anni del Novecento, prima nella zona piemontese, Torino, ma poi si espanse anche a livello italiano, quello che è lo sci. Sci che però, diversamente dalla terra scandinava, che lo si poteva effettuare in zona pianeggiante, nelle Alpi lo si doveva fare anche in zona o in salita, ma soprattutto in discesa, ed ecco allora lì andare ad accomunare le curve in discesa, frenare, e qui nasce lo sci alpino, cioè effettuato nelle Alpi. Sci di fondo chiamasi prettamente sci nordico, e sci alpino quello da discesa. Dicevamo, nascono le prime gare anche in Italia, e perché non ricordare la Marcia Longa, ma subito dopo, da 50 anni ormai, la Gran Fondo Dobbiaco Cortina, che va a collegare sull'ex carreggiata del Trennino delle Dolomiti, una bellissima 42 km, e via via per altre competizioni. Lo sci nordico è divenuto molto famoso anche per quello che sono le vittorie prima sportive, perché non ricordare il grandissimo Franco Nones, Grenoble 68, la prima medaglia d'oro di un, fra virgolette, comune europeo, quando fino allora tutte le medaglie erano l'appannaggio ovviamente dei finlandesi, dei svedesi, dei norvegesi, e quindi il grande fiemmese Franco Nones, ma poi via con le vittorie, Maurilio De Zolt, il Fauner, la staffetta Lillehammer, dove la staffetta italiana si permise in casa norvegese di battere la staffetta norvegese, e poi Maria Canins, Di Centa, la Gabriella Paruzzi, la Stefania Belmondo. Lo sci di fondo o sci nordico per me è stata tutta la vita, un'esperienza che ho incominciato molto da giovane. Avevo 7 anni, ho cominciato a giocare, non a sciare, a giocare nella neve, perché in paesi di montagna, 1250 metri sul livello del mare, all'epoca a novembre c'era già neve, non c'erano sicuramente tutti i divertimenti che ci sono adesso, e quindi dopo la scuola, nella parte invernale, da novembre fino a marzo, il gioco, il divertimento più grande era ritrovarsi insieme ai compagni di scuola, insieme agli amici, e giocare con gli sci in mezzo alla neve, quindi saltare, rotolarsi, e quello è stato il mio primo approccio con lo sci stretto, come viene chiamato a volte, finché poi all'età di 14 anni sono entrato nella squadra nazionale, e da lì poi è partita la mia carriera, che si conclude nel 2006 con 5 medaglie olimpiche e 10 medaglie mondiali. Lo sci da fondo per me è una palestra di vita, perché ti insegna tutto lo sport. Io logicamente, per me in particolare lo sci di fondo, perché ti insegna le regole, ti insegna il sacrificio, ti insegna l'impegno,
spesso e volentieri non vinci, anzi sono più le volte che non sali sul podio, ma di quelle che sali sul podio, quindi ti insegna a vincere, e quando vinci comunque a dover pensare sempre a qualcosa di diverso, di ulteriore, e quindi ti fa stare coi piedi per terra, però ti insegna anche a rialzarti dopo una sconfitta, dopo una stagione andata male, perché sai che comunque con la determinazione, con l'impegno, i risultati prima o poi arrivano. Lo sci di fondo credo che sia uno degli sport più belli e più completi che il panorama sportivo possa offrire. Non possiamo poi trascurare tutto quello che permette tutto questo, quindi tutte le strutture, che può essere promozione turistica, possono essere comuni che permettono di realizzare tutto questo, che permettono ad ogni località, anche del Dolomiti Nordic Ski, di offrire al turista, offrire anche all'atleta di punta, al giovane campione o il campione già affermato, di trovare sempre delle piste, in condizioni perfette, sia per allenarsi ma anche per fare la semplice sciata. È uno sport che permette a tutti quanti di praticarlo, come ho cominciato io a 6 anni, come ho trovato anche dei novantenni in una gara in Norvegia, la Birkebeiner, una gara delle Granafondo, delle più importanti, 57 km, un novantenne che vicino a me in partenza, che si preparava per questa gara, quindi uno sport che può, se ti innamori, sicuramente ti accompagna per tutta la vita. Anni 70, i primi sci non più solo di legno ma anche di materiali compositi, nido d'ape, plastiche, da lì anche il vestiario, prime tute attilate, le prime scarpe, e anche qui il Veneto la fa la grande con delle fabbriche di calzature non più di cuoio fredde ma addirittura lo scarponcino, i primi attacchi automatici, i primi dubbi su quello che sono le tecniche. Perché? Perché un Sitonen, famoso atleta del nord, vinse una Vasalopet con una tecnica un po' particolare, uno sci nel binario e l'altro fuori a spingere. Bill Koch proprio nell'82 vinse, non da favorito, una Coppa del Mondo effettuando questo passo di pattinaggio che ora andrà a chiamarsi scivolata spinta pattinata. E da allora ecco che subito gli scandinavi dissero: ma no, è orrendo questo tipo di pattinaggio, ma il blocco scandinavo era per il no. Rimane tecnica classica, quindi passo alternato. Invece gli europei e gli americani dissero: ma se viene effettuato comunque con delle tecniche muscolari, con le attrezzature in dotazione, è regolare, apriamoci un po' quello che sono le visioni. E ufficialmente, quindi, dopo quello che è la FIS, l'organo nato nel 1924, disse: ok, ci saranno 2 specialità da adesso in poi, quindi dagli anni 70 ci sarà la tecnica classica, passo alternato, e la tecnica di casi libera. Sbagliato dire tecnica di pattinaggio, perché il pattinaggio è uno dei passi effettuati nella tecnica libera, per dire sei libero di fare quello che vuoi, ma ovviamente con tanto di sci, bastoncini e regolamentazioni. A fine anni 70 i primi maestri di sci nordico per insegnare bene quello che sono i movimenti, e lì diventa veramente un boom di quello che è la percorrenza dello sci nordico. E torniamo ai tempi nostri nel dire che questo ha portato in terra proprio di Dobbiaco, per delle idee degli allora anche responsabili presidenti delle APT, sindaci di alcune anche zone limitrofe, con il primo presidente Alfred Pren, a realizzare e fondare quello che si chiama DNS, l'acronimo che sta per Dolomiti Nordic Ski. Dolomiti Nordic Ski è stato fondato nel 2002, dove noi come operatori turistici e preparatori delle piste di fondo ci siamo già sentiti qualche anno prima per trovare un metodo di collaborare e di pubblicare meglio il fondo nelle nostre zone dolomitiche.
Tra i soci fondatori troviamo Alta Pusteria, Val Casies, Comelico Sappada, Misurina Auronzo, Valle Anterselva, Alta Badia, Ostirol, Cortina d'Ampezzo, a cui si sono poi aggiunti Valle Aurina, Alpe di Siusi, Dolomites e Val Gardena. All'inizio era un po' difficile perché poi anche il finanziamento della preparazione che era un problema, e così mettendoci tutti insieme, il primo anno che abbiamo iniziato eravamo in 9, che ci siamo poi accordati di chiedere anche il pedaggio sulle piste di fondo, il giornaliero, il settimanale e poi anche il stagionale, che all'inizio era ben criticato. Ovviamente quando prima non si pagava e dopo poi si pagava era un po' il problema, ma poi la gente ha visto che noi curiamo bene le piste, abbiamo poi anche fatto un regolamento che noi le piste principali dobbiamo prepararli con la neve artificiale, che ha un certo costo, ma aumentando di qualità anche il fondista era disposto a pagare il pedaggio. Con la qualità che ha migliorato abbiamo potuto poi attirare anche altri fondisti che prima forse avevano scelto un'altra area di sci nordico. Il vantaggio di alzare la qualità ci ha portato più clienti sulle piste di fondo. Si può dire che facendo questo collegamento il Dolomiti Nordic Ski cura 1200 km di piste, poi c'è anche il controllo di qualità che viene poi gestito dai controllori che vengono definiti dal Consiglio. Fa molto bene al turismo nelle Dolomiti, nelle montagne, perché così il fondista non è più legato al circuito di 3-5 km, cioè lui parte da un punto e va in un altro paese, in un'altra vallata, dove poi trascorre la notte e poi prosegue, cioè l'avventura di fare un viaggio coi sci di fondo. Muoversi nel paesaggio invernale, durante la neve, nei boschi, sui prati, fa molto bene alla salute. Cioè uno prende la condizione, il fiato, e ognuno che l'ha praticato sente il vantaggio che trova a muoversi nella natura invernale con la neve, è tutta un'altra cosa. Lo sci nordico dunque riporta nel suo stesso nome il richiamo agli albori, nelle terre del profondo nord, ricoperte dalla neve per molti mesi all'anno, e attraverso la sua espansione e l'evoluzione tecnologica negli stili è così arrivato fino ad oggi. Mi chiamo Barbara Ertl, sono stata atleta di biathlon, ho fatto qualche gara internazionale, adesso mi occupo qui con la scuola di sci, faccio maestra di sci e sono allenatrice dello sci club locale e allenatrice di biathlon. Vi spiegherò la differenza tra le due tecniche, la tecnica classica o alternato o la tecnica dello skating, pattinaggio. Vi ho portato le varie attrezzature, inizio con la tecnica classica. Abbiamo degli sci che sono più lunghi e hanno una zona di tenuta. La zona di tenuta è fatta con diversi tipi. Qui abbiamo uno sci con le squame, uno sci con le pelli e uno sci con la sciolina con la tenuta, che può essere uno stick quando la neve non è ancora trasformata, o con la clister quando la neve è trasformata. Per un amatore va bene con le squame o con le peli, così non c'è da sciolinare e così prendi gli sci e vai. Vi ho portato anche le due tipi di scarpe. Questa è una scarpa da classico, si vede che la suola è molto più morbida e anche la scarpa è un pelino più bassa. La suola ci vuole morbida perché adesso vi spiego come funziona la tecnica classica. Qui, come ho già detto, abbiamo la zona di tenuta. Quando io porto tutto il mio peso
sullo sci e faccio la spinta con gli arti superiori. La zona di tenuta mi fa fermare lo sci, fa la presa e quell'effetto mi permette di andare avanti. E per poter eseguire questo movimento la scarpa deve avere la suola morbida, così riesco a spingere bene con gli arti inferiori. Poi abbiamo lì uno sci da skating, è un pelino più corto e non c'ha la zona di tenuta, quindi tutta la soletta è liscia, che permette di scivolare più veloce. Questa è una scarpa da skating che si vede già, la suola è più dura, la scarpa è più alta e più rigida per quanto riguarda lì la caviglia, per essere più stabile, per avere più stabilità, perché io devo fare la spinta tramite tutta la parte interna del piede. Quindi se io ho lo sci, faccio la spinta tramite lo spigolo interno, se no scivola. Lo skating è un pelino più impegnativo per quanto riguarda l'equilibrio, perché io sposto al completo il mio peso del corpo e per quello ci vuole più equilibrio. Nello classico è un po' diverso. Nello classico e la maggior parte gli sci sono nel binario, quindi guidati, tranne in salite ripide che ci vuole il passo spina di pesce, o nelle discese veloci e ripide ci vuole lo spazzaneve per frenare, se no sono nei binari guidati. Nella tecnica classica si usano i bastoni più corti, più o meno fino a metà spalla, e l'andatura è alternato come se camminiamo, quindi la tecnica classica è il basso alternato, è un po' simile alla nostra andatura. Nello skating, pattinaggio, uso i bastoni più lunghi per portare il mio corpo più sui bastoni e i bastoni spingono sempre insieme, non alternando. Questa è anche una differenza tra le due tecniche e rende lo sport così bello, perché possiamo cambiare e non diventa mai noioso. Un cenno doveroso e anche dovuto al biathlon, connubio di resistenza e precisione, pratica nata dalla guerra e oggi ambasciatrice di pace. Sono Isidor Messner, sono maestro di fondo al centro biathlon di Anterselva per 40 anni. Ho fatto anche 30 anni come istruttore nazionale e 10 anni allenatore del comitato Alto Adige Scifondo. Noi ci troviamo qua al fondo Valle di Anterselva all'altezza 1600 e vicino al confine dell'Austria. Il biathlon è cominciato dai paesi scandinavi con la caccia e dopo è passato al militare per muoversi sulla neve, e così è nato anche col tiro per motivi di guerra. E per fortuna è diventato anche uno sport affascinante, agonistico negli anni 60, inizio 60, da lì dopo è diventato competizione anche olimpica. All'inizio sparavano col calibro grosso, vuol dire a 150 metri. E dopo anni 70 è passato nel calibro 22, vuol dire a 50 metri di distanza. Dopo quegli anni le gare sono diventate molto più interessanti, prima era solo la individuale e dopo è arrivato lo sprint, dopo la staffetta, dopo il mass start. I successi italiani hanno cominciato agli anni 70 con Willy Pertin alle Olimpiadi di Innsbruck,
e dopo negli anni 80 alle Olimpiadi di Calgary hanno vinto Passler, Zingerle, Kirn, Carrara, argento, e l'anno seguito hanno vinto mondiali di staffetta e Zingerle ha vinto anche medaglia d'oro nell'individuale. Qui a Anterselva, Südtirol Arena è l'unico posto nel circuito della Coppa del Mondo in Europa dove si può praticare questo bellissimo sport, non solo degli atleti ma anche tutta la gente, quelli che vogliono provare questo sport bellissimo. Lo sci nordico è anche uno stile di vita, amore per una natura magnifica, gli altopiani ricoperti da nevi immacolate e i boschi silenziosi, i borghi pittoreschi, gli accoglienti rifugi dove scoprire i sapori del territorio e i profili delle vette dolomitiche che offrono sempre nuove sensazioni, dai colori del mattino a quelli dell'enrosadira. Il Dolomiti Nordic Ski è una realtà che ha saputo uniformare l'offerta dello sci nordico in questo contesto speciale, con tutte le positive ricadute turistiche, ma non solo. Sono Stefani dell'Albergo Rich sull'Alpe di Siusi e noi siamo proprio qui al centro dello sci di fondo dell'Alpe di Siusi. E lo sci di fondo è uno sport molto importante per noi anche dal punto di vista turistico, perché porta gente da tutto il mondo e siamo molto fortunati con la nostra posizione. Abbiamo più di 80 km di piste da fondo che vengono preparati ogni mattina e ovviamente siamo in un posto bellissimo nel cuore delle Dolomiti. Siamo anche fortunati che grazie al Dolomiti Nordic Ski arrivano tanta gente anche per allenarsi per altri eventi. Un evento molto particolare che abbiamo qua sull'Alpe è la gara Moonlight Classic, che viene fatta la sera con le piste da fondo illuminate. È molto particolare perché è la sera e poi arriva gente da tutto il mondo. Per noi è molto importante l'appartenenza del Dolomiti Nordic Ski, che siamo già parte dal 2003. Proprio il mio nonno è stato uno che ha iniziato a preparare le piste da fondo qua sull'Alpe di Siusi, in un tempo dove tutti gli altri hanno fatto dei investimenti allo sci alpino. Lui ha iniziato per fare qualcosa per lo sci di fondo. È un grande onore che lui ha iniziato questa cosa e adesso arrivano degli atleti famosi per allenarsi qua proprio sull'Alpe. Sono degli ospiti che ritornano ogni anno perché sono molto affezionati del nostro posto. Mi fa piacere raccontarvi un po' la storia della nostra associazione, il nostro gruppo, che è partito più di 20 anni or sono, ha come focus di far conoscere e di promuovere il fondo in 3 aree diverse: Alto Adige, nel Bellunese e nel Tirolo dell'Est. Siamo molto uniti, abbiamo tutte le stesse prospettive e anche i nostri traguardi. In particolare da un anno a questa parte abbiamo deciso nel gruppo di lavoro di incentivare il tema che secondo noi è molto importante, è quello della salute. Siamo sicuri che è uno sport a 360 gradi perché notiamo che tantissime famiglie una volta che hanno scoperto questa attività sugli sci da fondo ne rimane entusiasta. I nostri progetti sono tanti, però se li posso focalizzare sono forse 3. Far conoscere questo sport a tutti quanti, quelli che sono i nostri ospiti, ma non solo, anche i nostri cittadini nei vari territori. Punto 2, sottolineare che questo sport è molto molto salutare e ne siamo convinti tutti e lo sono anche quelli che lo fanno da diversi anni. Siamo certi che il fondo ha un futuro. Attualmente all'interno di Dolomiti Nordic Ski abbiamo 8 aree. La nostra prospettiva è di allargarci specialmente nella zona dei Dolomiti. Allora ci sono già un po' di contatti con i nostri colleghi dell'Auronzo, ne parleremo con quelli della Val Badia. Per quale motivo? Per fare
gruppo, per fare gruppo sul territorio e per far apprezzare questo sport a tutti quanti. Wir sind hier im schönen Obertiljach, in einem Zentrum des nordischen. Siamo qui nella splendida Obertiljach, in un centro dello sci di fondo nordico e del biathlon in Ostirol, dove in generale si ha una lunga tradizione nello sci di fondo. Nel 1970 Lienz è stato uno dei primi luoghi in cui è stata fondata una World Loppet e nel 79, credo, siamo stati i primi a introdurre la gara sprint di sci di fondo. Sono stato presidente della Società Austriaca di Medicina dello Sport e lavoro anche con EFSMA e FINS, insieme ai professori Casasco e Pigozzi, entrambi italiani. In qualità di esperto in medicina dello sport e fisiologo delle prestazioni, ho ora l'opportunità di descrivere gli aspetti salutari dello sci di fondo. Io credo che lo sci di fondo sia uno degli sport più salutari, se non il più sano. Porta infatti benefici al cuore e al sistema circolatorio per tutte le fasce d'età, dai completamente sani ai malati cronici. Può prevenire alla lunga problemi cardiovascolari e migliorare l'adattamento cardiaco, rendendo il cuore più efficiente nell'utilizzo dell'ossigeno e aumentando l'assorbimento di ossigeno, che è un parametro prognostico molto importante in medicina. Inoltre è ottimo per la muscolatura, coinvolgendo quasi tutti i gruppi muscolari, sia degli arti inferiori che superiori. È delicato sulle articolazioni, permettendo anche a pazienti con artrosi o artrite di praticarlo, fino a quelli che hanno protesi totali. Favorisce il sistema immunitario, proteggendo dal rischio di infezioni, e porta grandi benefici alla salute mentale e psicologica, aumentando la fiducia in se stessi e la soddisfazione personale. È dimostrato che rende i bambini migliori studenti, migliorando le prestazioni scolastiche, ed è molto importante per l'equilibrio, la coordinazione neuromuscolare e la sensorialità. È quindi uno sport ideale per prevenire le cadute nell'età avanzata. In sintesi, posso solo dire che è uno sport meraviglioso, praticato all'aria aperta in mezzo alla natura, adatto a persone di tutte le età, compresi i pazienti con diverse limitazioni nella terapia sportiva medica. In der medizinischen Sporttherapie auch Patienten mit den unterschiedlichen Einschränkungen. Benessere significa anche concedersi un po' di tempo nella serenità del ritrovarsi in qualche luogo caldo e accogliente, con un po' di indulgenza per i piaceri di gola, compensati dall'attività fisica compiuta. Ogni vallata collegata offre una variegata scelta di locali direttamente raggiungibili lungo i percorsi, dove gustare le prelibatezze locali. Ciao, sono la Matti della Maglia Moos, gestisco quel bellissimo posticino qua al fondo della Valle di Casillas. La Valle di Casillas è una valle molto famosa per il sci da fondo. In inverno noi abbiamo più da fare come in estate perché tanti fanno il sci da fondo. Tutti vengono qua, fanno il giro e poi passano qua della nostra malga a mangiare i piatti tipici della nostra malga. Quelli ci sono il Kaiserschmarrn, i canederli pressati con i krauti, abbiamo anche i Schlutzkrapfen, quelli piatti tipici diciamo dell'Alto Adige. Gli ingredienti diciamo sono tutti qua del posto dell'Alto Adige, tipo il speck, le salsicce, facciamo tutto a mano come i ravioli. La cura della cultura gastronomica è molto importante
per attirare gli appassionati dello ski che possono passare una giornata bellissima. Al contrario, anche importante per noi, per la gastronomia, che abbiamo logicamente gli ospiti e che abbiamo molto lavoro, è una stagione bellissima. Un'altra area di tutto interesse del Dolomiti Nordic Ski è quella del Comelico Superiore, nell'estremo Veneto nord-orientale. Al cospetto del severo gruppo dolomitico del Popera, tra foreste e radure della Val Grande, hanno trovato la forma dei vincenti anche grandi campioni e ad ogni inverno tanti giovani e meno giovani interpretano il miglior spirito dello sport, fatto di impegno e disciplina, ma anche di passione e divertimento. Padola di Comelico Superiore, le piste della parte veneta del Dolomiti Nordic Ski, Comelico Superiore, la zona del Comelico, Santo Stefano di Cadore, la vicina zona di Sappada, fucina di campioni storici come Maurilio De Zolt, come Silvio Fauner, come Pietro Piller-Kottrer, che hanno aperto la strada ai tanti giovani, alle De Martin, alle De Zolt, all'Alba De Silvestro nello sci alpinismo, alla Lisa Vittozzi da Sappada per il biathlon, tutte nuove generazioni nate su queste nevi, cresciute su queste nevi, che hanno colto nel modo migliore lo spirito di questo sport così bello, così vicino all'uomo, alla natura, così importante anche proprio per una crescita sana e corretta dei nostri giovani. Per arrivare a questi risultati di rilevanza mondiale o internazionale, il percorso è partito da molto lontano e ovviamente, come tutti ci siamo appassionati nel nostro paese allo sci di fondo. L'età era più o meno quella per tutti, tra gli 8 e i 10 anni. La gloriosa associazione Camosci, dove un grande formatore di campioni, che è stato il mio primo allenatore, ma non solo, ce ne sono stati tantissimi altri in paese, che era poi ovviamente Eliseo Sartor. Ci ha appassionato, ci siamo appassionati, le cose venivano con naturalezza e spontaneità, anche perché veramente avevamo la possibilità di sciare a chilometri zero. Per quanto mi riguarda è stata una scuola di vita. Ho cominciato ad appassionarmi a questo sport perché nella mia zona c'erano tantissimi grandi campioni, uno fra tutti Maurilio De Zolt, che è stato un esempio per me e per tantissimi altri giovani. Da piccolo già avevo questa passione d'inverno, non si aveva modo di altre alternative di poter passare il tempo, e così è iniziato all'inizio che non c'erano ancora battipista, mi battevo la pista da solo, con il sci passavo una volta a fare la traccia, poi altre 2 volte dove andavano giù i bastoncini e mi allenavo. Ho vinto le prime gare sulla staffetta ai campionati italiani, io mi allenavo solo esclusivamente il sabato e la domenica, e appunto per me è stata una grossa soddisfazione. Ho ottenuto i primi risultati coi vigili, poi dopo mi hanno provato la squadra quando avevo già 27 anni, che per fondista era quasi finita la carriera. Mi hanno fatto una prova di prendermi in squadra. Quando sono stato con loro a allenarmi con la nazionale, ho vinto subito 2 titoli italiani. E da lì è iniziata la mia carriera. La mia aspirazione era quella di poter vincere una medaglia di qualsiasi colore. Logicamente uno spera sempre di vincere la più bella. Da lì a Seefeld ho vinto le prime 3 medaglie ai campionati mondiali a 35 anni. Da lì è stato un sogno. Il mio sogno era di vincere anche la medaglia più bella alle Olimpiadi.
Adesso non racconto tutte le altre gare che ho vinto, comunque il mio sogno si è realizzato a Lillehammer nel 94. Non ci sono tanti segreti, facevo anche di media 100 km al giorno, 120, in 20 giorni facevo 2000 km e col freddo anche a meno 30. E saper soffrire e dover allenarmi anche più degli altri, essendo anche più vecchio. E tutti anche i giovani che mi vedevano girare davanti assieme a loro, io non mi allenavo a Sappada, per loro è stato un incentivo vedere un campione che stava assieme a loro, è stato un grosso incentivo e speriamo che continui ancora così, perché nella zona qui confinante, nel raggio di 15 km, abbiamo diversi campioni e speriamo di averli ancora in futuro. La grande soddisfazione che ho potuto avere nella mia carriera sportiva è proprio ritrovarmi ad essere io stesso un esempio per tantissimi giovani che so che si sono avvicinati alla pratica sportiva dello sci di fondo grazie alle mie imprese sportive. A termine della mia carriera sono poi passato allenatore prima della nazionale, per poi diventare anche allenatore del centro sportivo dei Carabinieri, e vorrei aggiungere anche qualcosa che non è solo legata alla parte agonistica, che ha una valenza molto rilevante, ma anche l'aspetto del tifoso, aver incoraggiato a seguire tantissimi tifosi a venire a seguirmi in tutte le tappe di Coppa del Mondo in Italia e anche all'estero, per me è stato veramente un qualcosa di unico che mi rimarrà veramente nel cuore. Ho partecipato alle Olimpiadi a Pechino. Lo sci di fondo per me è tutto fino adesso. Ho 24 anni, però fino adesso ho vissuto praticamente solo in funzione di questo sport. Dall'allenarsi al mangiare, ai sogni, alla scuola, allo stile di vita, tutto compreso insomma dentro questa disciplina. È una disciplina che mi fa sentire bene quando lo pratico e a contatto con la natura, che è una cosa per me molto importante perché è una cosa che amo veramente. Di sicuro mi ritengo molto fortunato ad essere nato in un posto come Sappada, dove la tradizione dello sci di fondo è ormai decennale e dove abbiamo degli atleti olimpici, e questa cosa sicuramente mi ha stimolato a raggiungere dei risultati e ancora mi sta aiutando per i miei futuri obiettivi, i miei sogni nel cassetto, diciamo. Oltre a questo, comunque, questa è una cosa che a me mi motiva molto dal punto di vista atletico, però lo sci di fondo non è solo questo. Ogni volta che metti un paio di sci e esci a sciare per un'ora, per mezz'ora, per 2 ore, per 3 ore, per 5 ore, qualunque sia, è perché ti fa sentire bene, è diciamo come una sorta di droga, però una droga positiva, ed è quello che ti fa tornare, diciamo, a voler ritornare a fare questa fatica che lì per lì ogni tanto dici chi te lo fa fare, ma poi sotto sotto ti piace. Dolomiti Nordic Ski è anche questo e soprattutto questo. Nevi che consentono ai giovani del luogo di sviluppare correttamente la propria indole sportiva, il proprio sviluppo fisico grazie ad uno sport salutare come lo sci nordico, come il biathlon, come lo sci alpinismo, tutte discipline che si possono correttamente praticare in tutte le aree del Dolomiti Nordic Ski. Quindi un'offerta per i giovani, per la popolazione, per gli amanti dello sport a tutti i livelli, dilettantistico ma anche agonistico, e soprattutto un'offerta che supera i confini nazionali, i confini dei vicini amici dell'Ostirol, per arrivare all'Europa intera, dove la proposta Dolomiti Nordic Ski viene promozionata, viene diffusa con forza ogni anno in modo sempre più convinto. Ma il successo più grande lo puoi ottenere semplicemente decidendo di praticare questa attività secondo le tue possibilità.
E la medaglia più preziosa è quella della tua ritrovata vitalità, in simbiosi con una natura primitiva, che respira insieme a te.